Processo BPV, colpo di scena. Il presidente del collegio giudicante si astiene. A quanto pare il magistrato Lorenzo Miazzi avrebbe preso questa decisione per motivi di opportunità, perché uno degli avvocati dello studio associato della sorella sarebbe impegnato a difendere un imputato in una causa con parte la stessa BPV. Il presidente del Tribunale di Vicenza ha accolto l'istanza di astensione e ha anche nominato Camilla Amedoro, che subentra al posto di Lorenzo Miazzi. Il processo adesso andrà avanti. Per il presidente del tribunale, Alberto Rizzo, non ci saranno interruzioni e rallentamenti, ma gli avvocati delle difese potrebbero attivarsi per ottenere l'annullamento di tutto quanto acquisito nelle prime 7 udienze svolte fino ad oggi, pretendendo che il nuovo collegio ascolti di nuovo tutti i testimoni. Le parti civili e le associazioni dei risparmiatori sono preoccupate. Il processo si muove sul filo della prescrizione e questo colpo di scena potrebbe influire in maniera negativa sui tempi. C'è questo rischio della prescrizione che si avvicina e questo, diciamo, è molto preoccupante e non è giusto. Una cosa è certa, la nostra visione, che era quella di puntare sul fondo governativo, viene un'altra volta confermata. Ci auguriamo però che questa astensione non provochi ulteriori ritardi al procedimento e che chi sarà il nuovo presidente faccia in maniera che non arrivi la prescrizione dei reati.